Nonni e nipoti uniti contro le truffe. Il progetto, partito nel 2019 e voluto fortemente dalla Polizia di Stato di Varese in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale, ha il patrocinio del nostro giornale e prevede una serie di volantini, in tutto 5, che sono stati realizzati da altrettante scuole di Busto Arsizio, Saronno, Indunolona, Varese e Gallarate. Queste le scuole che hanno vinto, ma sono stati 1247 gli studenti coinvolti insieme con i loro insegnanti, come è stato spiegato sotto la tensostruttura dei giardini estensi nel presentare l'iniziativa. Questo non sarà che il primo passo per cercare di estirpare un reato odioso come le truffe ai danni degli anziani, che vedono i nonni privati dei ricordi o dei preziosi più cari, il ricordo di una vita intera, e i nipoti pronti ad aiutarli. Insieme ai volantini, che verranno diffusi anche grazie alla collaborazione dei negozi aderenti a Confcommercio, ci sarà a fine estate un video che è stato realizzato grazie alla generosità della famiglia Ambrosetti di Varese.